Buongiorno Lorenzo. Caro professor Sempre Maggi, qua nel nostro studiolo, ormai qua uno studiolo, sì. sì, ormai ce la riservano a questa parte. Potremmo dire sì che fosse un termine non idoneo, ma una specie di boudoir dove noi ci associamo, guarda, i nostri... La cosa che ci ha sconvolto in questo periodo, l'incendio là in Svizzera. Ieri è stata proprio sì, quei 40 ragazzi. Decisamente. Allora, la grande Svizzera, terribile, la grande Svizzera che si dimostra più fragile di quanto si pensasse, e un riscatto anche delle nostre norme italiane che ogni volta diciamo che sono troppo rigide, però quando succede... Ha ragione il professor Maggi, la civilissima Svizzera in questo caso ha toppato. Però io sai che ho mia figlia che abita in Germania e ti dirò che questo qua era un sentore che avevo sentito anch'io io ho partecipato a qualche festa in Germania, ma sono molto meno rigide che da noi. Cioè, o hanno un santo protettore e succede meno spesso, però quando succede poi ci sono... Però io ti dico, la mia esperienza personale della Germania, la Svizzera l'ha dimostrato, quando vai all'estero vedi che non ci sono tante norme e tante regole come la stessa pulizia nei ristoranti, la stessa... Quanto è vero, la pulizia nei ristoranti e nei tavoli e nei tavolini dove di si tutta mangia, Europa, escluso l'Italia. Escluso l'Italia, è tutto un lasser. Professor Maggi, diciamo la verità, ci sono dei campi nei quali la sicurezza, per esempio la sicurezza nel lavoro, no. Anche lì la sicurezza del lavoro, le regole ci sono. Luoghi di lavoro. È la mancanza in realtà la mancanza di rigidezza nei controlli. Però nelle questioni della salute rispetto agli alimenti e in questo caso gli edifici, dimostriamo di avere almeno, ma perché abbiamo un metro in più di vantaggio, però dobbiamo ricordare perché abbiamo avuto la tragedia a Torino, il famoso cinema Statuto, dove sono morti un sacco di ragazzi soffocati dal fumo. Quindi evidentemente gli svizzeri finora lei ha detto bene, hanno avuto un santo protettore, finora che andava bene, ed è che il santo si è girato dall'altra parte, sì. No, però, o si è distratto, allora al di là della massima morti, vicinanza per le famiglie mamma mia, però quando succedono queste cose capisci che è anche importante prevenire. Siccome ogni volta che si previene una cosa così, che metti regole, tasselli, regoline, regolone, c'è il 90% che reclama, specialmente l'imprenditore che deve mettere la norma che costa 3 volte di più. Però quando poi succede ti rendi conto anche perché quando però le norme si fanno erga omnes, cioè che riguardano tutti, per esempio io ascolto, allora questo gli uffici comunali, devo dire in questo caso i vigili del fuoco, perché l'autorizzazione finale la danno i vigili del fuoco, sono norme di puro buonsenso. Lei ha visto come me la scaletta che veniva da cui si doveva scendere, ristretta, e poi hanno ristretto la porta, cioè e hanno consentito di ballare, non era neanche una sala da ballo, non era neanche una sala da ballo, non c'erano i cosi, non c'erano gli estintori. Paradosso, ironia della sorte, stamattina hanno mostrato un episodio analogo avvenuto 2 anni fa, dove in Italia si è incendiato un soffitto. Con l'estintore lo hanno spento in 3 secondi, perché avevano gli estintori. Sì, quindi, che è il minimo sindacale. Che è il minimo sindacale, e non c'era neanche quello. Comunque solidarietà con tutte le famiglie, naturalmente siamo tutti scossi da una cosa così. È veramente spiacevole. Per una volta possiamo dire che noi italiani su certe cose siamo avanti e non ce ne rendiamo conto. Cioè le lezioni che abbiamo dovuto subire, dico il noi in termini molto lato, le lezioni, i drammi che abbiamo dovuto subire, gli incidenti che ci sono stati hanno creato le condizioni per cui poi queste cose non ci sono.
Quindi quando dobbiamo fare una cosa, che dobbiamo fare regole, lacci, lacciuoli, Buon senso, sappiate che ne valsa la pena, ne varrebbe la buon pena. senso. I direttori dei lavori sono lì per fare questo, per controllare che le condizioni, poi le condizioni di sicurezza sono, infatti si chiamano porte di sicurezza, porte tagliafuoco, però è spiacevole perché quei quei sei ragazzi erano Solidarietà solidarietà per i reale. ragazzi. E una preghiera anche per le loro famiglie e per loro. Arrivederci. Ancora auguri per il prossimo anno, anzi per questo anno. Auguri a tutti.